Fuggire dal pericolo di dare più importanza alla forma che alla sostanza, riconoscendo che l'amore verso il prossimo è il vero centro dell'esperienza di fede, purificata però dall'ipocrisia e dalla mondanità. È la raccomandazione del Papa all'udienza in piazza San Pietro. Francesco ha esortato a praticare la carità verso i bisognosi, visitare gli orfani e le vedove, senza lasciarsi contaminare da questo mondo. Vigilare perché il nostro modo di pensare e di agire non sia inquinato dalla mentalità mondana, ossia dalla vanità, dall'avarizia, dalla superbia. In realtà un uomo o una donna che vive nella vanità, nell'avarizia e nella superbia e nello stesso tempo crede e si fa vedere come religioso e addirittura arriva a condannare gli altri, è un ipocrita. Facciamo un esame di coscienza, dunque è proseguito il pontefice. La domenica a messa ha chiesto come accogliamo la parola di Dio. Se l'ascoltiamo in modo distratto o superficiale, ella non ci servirà molto. Dobbiamo invece accogliere la parola di Dio con mente e cuore aperti. Al termine dell'Angelus, Papa Francesco ha lanciato un appello per la Siria, dopo che nei giorni scorsi le Nazioni Unite avevano parlato della possibilità di una catastrofe umanitaria nella provincia dell'Idlib. Rinnovo il mio accorato appello alla comunità internazionale e a tutti gli attori coinvolti ad avvalersi degli strumenti della diplomazia, del dialogo e dei negoziati nel rispetto del diritto umanitario internazionale e per salvaguardare le vite dei civili.